Tra carcere, arresti domiciliari e obbligo di dimora, sono 6 le misure cautelari decise dalla Procura di Padova. Tutti residenti tra Abano Terme, Montegrotto, Campodarsego nel Padovano e Stra in provincia di Venezia. Le accuse sono quelle di associazione a delinquere allo scopo di commettere truffe aggravate con indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento online. Inviavano degli SMS piuttosto che email alle vittime individuate invitavano, li allertavano su possibili situazioni di frode ai loro danni, invitandoli poi a cliccare su dei link che erano appunto allegati a queste email e a questi SMS. Tramite questo sistema acquisivano fondamentalmente le credenziali di accesso alle varie home banking. A indagare e intervenire poi nei confronti delle 6 persone sono stati gli agenti della squadra mobile di Padova. In carcere sono finiti un 25enne e un 50enne, agli arresti domiciliari un 49enne, un 44enne e un 39enne, infine obbligo di dimora per una donna di 43 anni. Gli indagati, secondo le indagini, truffavano vittime in tutta Italia. A loro venivano sottratti i dati relativi alle carte di credito per poi effettuare operazioni di ricarica o prelevando contante tramite gli sportelli bancomat e spendendo poi quei soldi tra Padova, Vicenza, Venezia e Treviso per acquistare telefoni di alta gamma, gratta e vinci da reinvestire in bitcoin oppure ancora per la compravendita di droga. Ecco qualche consiglio per evitare di essere truffati. Non aprire in alcun modo allegati ad email o SMS che possano essere sospetti, anche laddove apparentemente hanno come intestatario del mittente la propria banca o diciamo il proprio istituto di credito. Aggiornare costantemente i propri software, quindi i browser, il proprio computer, il proprio telefono. E poi respingere mail e messaggi sospetti, aggiornare il PIN del telefono e della propria scheda SIM, controllare i movimenti dei conti correnti e denunciare subito se qualcosa non torna.